Amici sportivi appassionati di hockey su pista, bentornati al Pala Regnani, sabato 29 marzo per la 19ª giornata del campionato nazionale Serie A2 Girone A. Di fronte questa sera Centro Palmer, Roller Hockey Scandiano contro Y Sport Valdagno per questa partita molto importante per la squadra di Enrico Mariotti, che può blindare il terzo posto dopo la vittoria ottenuta in settimana infrasettimanale a Trissino, in quel di Trissino per 4-1, e quindi risposta dei ragazzi del coach Mariotti alla sconfitta immediata al Pala Regnani 7 giorni or sono. Quindi questa sera può, alla 19ª giornata, consolidare questo terzo posto. Obiettivo stagionale i playoff sono, e quindi questo a 5 punti di distanza dalla quinta potrebbe mettere una bella impronta con una vittoria. Non sarà facile perché ci sarà di fronte la Y Sport Valdagno, una squadra giovane di grande talento, allenata da un campione del mondo, Dario Rigo, sfida tra campioni del mondo, Enrico Mariotti e Dario Rigo, questa sera in panchina. Diamo ora lettura delle formazioni, come sta facendo anche il nostro speaker Mauro per il pubblico. Centro Palmer, Roller Hockey Scandiano, con il numero 1 il capitano Matteo Vecchi, con il 5 Nicola Busani, con il 6 Andrea Stefani, col 7 Davide De Mite, col 9 Alex Rock, col 10 Andrea Beato, col 29 Lorenzo Barbieri, col 55 Riccardo Busani, col 77 Santiago Guerrero, il 71 Jacopo Raveggi, l'allenatore ovviamente Enrico Mariotti. Y Sport Valdagno con il numero 15 il capitano Giulio Checchetto, con il 2 Mattia Antoniazzi, con il 3 Francesco Crocco, con il 6 Alessio Busato, con il 7 Mattia Cocco, con l'8 Davide Piroli, con il 9 Niccolò Varelortigar, con l'11 Pietro Crosara, col 12 Alessandro Refosco, col 22 Simone Zordan, l'allenatore come abbiamo già detto, e Dario Rigo, arbitra l'incontro Luca Lossi, da Forza dei Marmi, coadiuvato da Giambetti al tavolo. Ringraziamo Fabio e Davide alla regia e alla telecamera, assente Alessandra Tirelli stasera per un malanno e gli auguriamo di riprendersi presto. Sandro Rainieri alla voce e fra un po' mi raggiungerà anche Salvatore Fratello, bloccato nel traffico, ci sarà probabilmente per il secondo tempo. Intanto le squadre si vanno a caricare le proprie panchine. Abbiamo già il quintetto del Valdagno che attaccherà da destra verso sinistra dei vostri teleschermi. Un saluto a tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo, in particolare da Valdagno, questa diretta, la Fisher su YouTube. Diamo un occhio al quintetto dei ragazzi di Dario Rigo, mentre c'è anche l'urlo liberatore da parte del Roller Hockey Scandiano. In porta vediamo il capitano Giulio Checchetto, gli esterni Crocco, Piroli, Refosco e Cocco, mentre sinistra verso destra per Scandiano maglia bianca, maglia che di solito la squadra di casa cambia quando quell'avversario ha un colore simile alla sua. Valdagno in maglia blu, quindi rischiava di compromettere, diciamo, qualche scambio di persona.
E tanto la partita è iniziata, il quintetto scandianese con in porta Matteo Vecchi subito la prima parata e gli esterni Lollo Barbieri, Alex Rocca, Andrea Beato e Nicolo Busani. Prima manovra della partita per la Y Sport Valdagno, vittorioso anch'egli nell'impegno infrasettimanale contro il Seregno. Intanto il primo fallo di squadra di Crocco ai danni di Lollo Barbieri, si prenderà con una punizione per Scandiano. Vinto, dicevamo, Valdagno 3-1 contro il Seregno e quindi ha, diciamo, tenuto 3 punti importanti in chiave salvezza. Scandiano ne ha 28 di punti, deve consolidare la terza posizione per non correre rischi in queste ultime giornate e accaparrarsi i playoff, che sono l'obiettivo stagionale del coach Enrico Mariotti, un coach che abbiamo sentito a inizio partita molto contento della partita di mercoledì a Trissino, meno contento era soprattutto il secondo tempo della sconfitta interna contro il Montecchio Precalcino. Poi non era contento dell'atteggiamento dei suoi ragazzi nel secondo tempo, a sua detta non scesi in pista, gli ha ampiamente fatto i complimenti in intervista di presentazione di questa partita matura, partita giocata con personalità per tutti i 50 minuti, ma veniamo a questa partita che vede le sue fasi iniziali con l'iniziativa del Valdagno. Dipende, questa squadra dipende molto dalla presenza o meno di Marco Tomba, stasera non c'è con la prima squadra, ricordiamo che Y Sport Valdagno è la seconda squadra di Valdagno in Serie 1, infatti ha aggregato la prima squadra. C'è però Davide Piroli che è il giocatore, diciamo, più esperto e, diciamo, più bravo tra tutti quelli a referto stasera con il numero 8, grande esperienza, giocatore di A1, è inutile sottolinearlo, ed è in pista proprio nell'intento di fare da chioccia a questa squadra giovane ma con molto talento, allenata da Dario Rigo, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni. Intanto Scandiano la sua prima iniziativa in attacco, Andrea Beato che manovra, non trova spazio, trova Rocca che gli restituisce pallina e pallina scomoda ora per Lollo Barbieri che la dovrà buttare via, lo butta via un po' in maniera disattenta perché poteva creare una situazione pericolosa. Poi lui stesso è destinatario di un rimpallo che favorisce ancora questo possesso per Scandiano. Alex Rocca che cerca di dettare i ritmi della squadra, dando un'occhiata alla classifica, vede Breganze a 46 punti, seguito da Correggio 39, Scandiano 28, Montecchio 24, Trissino. Tanto il tiro di Beato respinto da Checchetto al suo primo intervento. Ora Lollo Barbieri che da lontanissimo cerca di impegnarlo, di trovare una deviazione, così non è. Beato è lesto a recuperare palla, poi la perde, contropiede, attenzione 3 contro 2 per il Valdagno, per Crocco che va direttamente in proprio tira, qualche difficoltà per Vecchi, palla centrale ma insidiosa, la addomestica. Stiamo dicendo quindi Trissino 23, Bassano 22, Tiene 20, Valdagno 19, Seregno e Modena 17, mirando a 0 punti. Le partite di oggi si giocherà tutta oggi, la 19esima giornata. In concomitanza con questa partita c'è Modena-Montecchio, tanto Alex Rocca per Beato, cerca il tiro Beato, prende un palo pieno, bella iniziativa del 10 maglia bianca, ha colpito il palo con un tiro non potente ma molto preciso dalla distanza, forse coperto. Che ora ci prova Busani, il tiro è fuori, è preda di Cocco che in qualche modo fa prevenire la palla a Refosco, va in contropiede ancora Cocco, attenzione che ha molto spazio, cerca di colpire il rasoterra, ci arriva col guantone Vecchi, poi riparte ancora Scandiano in contropiede, Busani si ferma perché Valdagno è già tornato, manovra però veloce di Scandiano che riparte. Dicevamo le altre partite, Modena Montecchio in concomitanza, Bassano Breganze, Seregno Correggio e Tieno Trissine, riposa il Breganze, attenzione palla dentro area, poi doppia iniziativa di Busani, ancora Checchetto a dire di no, parte in contropiede ancora Crocco, dobbiamo stare attenti a queste ripartenze veloci dalla squadra di Dario Rigo con Piroli da playmaker, sta impostando con Crocco, abbiamo visto qua insieme poi tra l'altro Marco Tomba che stasera abbiamo già detto che non c'è, un paio d'anni fa nel campionato nazionale Under 19, le fasi finali, abbiamo visto tutto il suo talento già in quell'occasione, maturato ovviamente perché è cresciuto anche d'età. Ora pianta stabile della formazione titolare di Serie 2, tocca la palla Rocca, non doveva toccarla lui, la punizione per il Valdagno, quindi si riparte. Dicevamo, vittoria importante del Valdagno contro il Seregno, ha vinto 3-1, Seregno non in grande forma in questo ultimo periodo,
infatti relegato alla penultima posizione contro il Modena, quindi a rischio salvezza. Ora Piroli cerca lo spazio, lo trova, tiro chirurgico, ci arriva ancora in tuffo stavolta Matteo Vecchi, respinge, già impegnato di più del collega, applaudito anche dal partner Jacopo Raveggi. Palla è finita alta e quindi ha toccato il soffitto, quindi si ripartirà da un ingaggio a 2 a metà pista, al meglio Scandiano, che recupera palla con Roca, marcamento a uomo dei ragazzi di Dario Rigo, a tutta pista. Ce lo aspettavamo un pochino da una squadra come il Valdagno, squadra giovane tranne Piroli, l'abbiamo già detto, però con grande atletismo, grande condizione fisica, lo sarà probabilmente per tutta la gara. Scandiano, dicevamo che reduce una bella vittoria a Trissino, un risultato mai in discussione. Abbiamo visto un Santiago Herrero particolarmente ispirato, da vedere e rivedere il suo secondo gol da Roca, cerca di districarsi e in giravolta colpisce la gamba di un avversario, la palla finisce fuori, applaude il pubblico che vede Scandiano giocare bene, anche Valdagno, dire la verità, perché comunque ha creato iniziative pericolose, una partita equilibrata in questi primi 5 minuti e mezzo, godibile sempre ovviamente sullo 0-0, poi da lontanissimo Lollo Barbieri tira fuori, quindi lascia giocare Lossi, anche perché stavano scadendo i secondi, me ne ero accorto, di 45 per andare alla conclusione. Refosco per Crocco, controllato da Lollo Barbieri, scarica dal lontano Cocco su Piroli, gioca per Refosco che cerca un po' di spazio dentro l'area. Ricordiamo Scandiano miglior difesa del campionato già da tanto tempo, recupera questa palla Lollo Barbieri, poi torna subito Valdagno, poi ha un po' di spazio, Roca non ci crede abbastanza in queste conclusioni, nel rimpallo un po' di più, ma ormai la palla è persa, quindi va in contropiede il Valdagno, cerca questa improbabile imbucata, Cocco per Refosco, palla troppo lunga, quindi riparte ancora Scandiano con Roca Beato, sono i due playmaker della formazione, è un po' di tempo che giocano insieme nel quintetto, una cosa che non succedeva prima. Ho detto poi che anche il coach Enrico Mariotti li cambia molto, il quintetto ha poi una panchina lunghissima, ho detto anche questo, difficile stabilire chi è titolare e chi meno a Scandiano. Tanto Roca cerca una palla filtrante per Beato sul pattino di Piroli che richiama l'attenzione dei suoi, poi mantiene palla, ha qualcosa da dire, è l'allenatore in campo, Rigolo è in panchina, ha qualcosa da dire dei suoi perché questo contropiede poteva essere gestito meglio. Ci riprova ancora Piroli sul lato destro in velocità, Beato lo sposta quel tanto che basta per fargli perdere il controllo, bella palla poi per Cocco che va al tiro, poi ancora attenzione Piroli, conclusione smorzata, sua stecca ha preso per terra il terreno e la pista, quindi conclusione di uscita fiacca, era una bella opportunità, era una bella posizione, nulla di fatto ancora, ma iniziativa importante per il Valdagno che è molto in partita. Ora Beato per Busan, c'è un improbabile tiro, la luce della porta svaniva, comunque la palla finisce fuori, riprende a giocare ancora il Valdagno. Crocco per Cocco, Piroli, Refosco, ora Scandiano attende lo sviluppo dell'azione, ma Crocco cerca di mettere in mezzo, nulla di fatto, quindi si riparte, Scandiano può ripartire. Roca mette la palla in mezzo, nulla di fatto. Poi ancora il Valdagno che attenzione va in contropiede, con questo rimpallo Piroli non se la sente e quindi si riprende con Valdagno un po' disattento qua, scadono i 5 secondi, predica calma, la panchina di Dario Rigo, Luca Lossi fischia, Forte dei Marmi fischia l'infrazione dei 5 secondi nella propria metacampo e quindi si riparte a 16:34 da giocare sullo 0-0 con una punizione per Scandiano. Beato, nessun cambio finora effettuato dai due tecnici, lo ricordiamo, entrambi campioni del mondo, Dario Rigo e Enrico Mariotti. Beato non trova spazio, dalla palla lontanissimo Lollo Barbieri,
puntato di stecca e di marcatura da Piroli. Quindi Rocca, iniziativa sul lato destro, non se la sente di mettere in mezzo la palla per Busani, se la sente per Beato che va al tiro, troppo centrale, ha vista partire Checchetto, ha respinto, molto attento il portiere veneto. Beato dietro porta, non trova spazio, difende bene Valdagno. Beato, 57 gol subiti dalla squadra di Dario Rigo, 38 da Scandiano, miglior difesa. Ora il tiro di De Nite appena entrato, abbiamo detto il primo cambio, è uscito Lollo Barbieri per De Nite, assaggia subito le sue qualità balistiche De Nite, quindi nulla di fatto. Ora Crocco prova a rispondergli, qualche difficoltà, palla centrale per Vecchi che comunque è in postazione, riesce a far sua la palla, si prenderà con la palla 2 perché non è riuscito a deviarla ma solamente a trattenerla, quindi si riprende con un ingaggio a 2 vinto dallo spagnolo Rocca, è già il secondo che vince questo ingaggio a 2 dopo quello nella metapista. Lancia in contropiede De Nite, bella palla per Busani, intesa a meraviglia qua, però Valdagno è attento in difesa, quindi si riparte con Piroli. Bellissimo questa iniziativa per Re Fosco, per il suo taglio, nulla di fatto, però ora se andiamo in avanti Rocca in grande stile, palla dietro un po' lunga qua per De Nite, non riesce a puntare la porta e quindi si riprende ancora con Scandiano in possesso. De Nite per Rocca, ancora De Nite, cerca spazio, poi scarica per Beato, tutto chiuso, quindi ancora De Nite, si manovra per linee esterne, poi mette in mezzo una palla Beato, poi vince un rimpallo, poi cerca un alza schiaccia, non gli esce, guadagna, se abbiamo visto bene, un rigore su stecca contro stecca, sì, è così. Luca Lossi decreta il rigore per un fallo di stecca contro stecca e nel tentativo di Beato di alzare la palla non è riuscito ad alzarla, ha guadagnato però un rigore, il massimo possibile. Qua il pubblico si chiede, ma vedo Stefano Poli un po' perplesso qua sotto di me che dice non so se avrei fischiato rigore, cioè, non so neanche io, forse era un contrasto di gioco, secondo me ha sbagliato Beato, non è stato indotto all'errore da uno stecca contro stecca, c'è stato il contatto di stecca contro stecca ma non mi sembrava falloso. Comunque Luca Lossi ha decretato questo rigore, non so se Valdagno può dormire sonni tranquilli. Valdagno Scagnano 0 su 6 ai rigori, ci prova Niccolò Busani a 14:27 del termine del primo tempo. Busani, gol di Niccolò Busani che esulta col pubblico e scaccia questo sortilegio del rigore, realizzando il primo rigore per Scandiano della stagione. Con rabbia esulta e il pubblico sottolinea che ha segnato Niccolò Busani sul rigore. 14:26 del termine del primo tempo, Scandiano si porta in vantaggio con il 10° gol di Niccolò Busani, va in doppia cifra in questo campionato e porta in vantaggio soprattutto Scandiano. Questo rigore un po' generoso forse assegnato da Luca Lossi, che però finalmente Scandiano riesce a realizzare questo tiro diretto. Busani è un 50%, 1 su 2, ma 1 su 7 per Scandiano, che ha smosso un pochino questa statistica che vedeva deficitaria. Guadagno prova a reagire, già di rabbia, Re Fosco si porta in avanti. Questo vantaggio scandianese dopo primo quarto di gara equilibrato tra le due formazioni. Non cambia ancora Dario Rigo, stesso quintetto, infatti ha giocato bene Valdagno fino a questo momento, l'abbiamo detto. Cerca spazio Cocco, trova Crocco da lontano, parte sul lato destro, tutto chiuso, quindi si deve ripartire ancora per Piroli da ultimo uomo. Cerca il tiro, una deviazione, probabilmente incoccia la stecca di De Nite che risponde presente dalla sua postazione, fa viaggiare Rocca, ancora Beato. Bel tiro di Busani sul rigore rasoterra alla parte sinistra del portiere, forse non si aspettava la posizione, un tiro, attenzione, ora bella palla di Rocca per De Nite, non riesce a concludere. Busani cerca di vedere un po' più porta ma la conclusione viene sporcata, ottima difesa quella del Valdagno, poi Beato ha spazio, il tiro finisce fuori
non di poco a dire la verità, però trova le gambe di Busani, quindi il possesso che rimane ancora per Scandiano, 7 secondi per andare al termine, deve accorgersene Scandiano per andare al tiro. Attenzione, Dei Nit tiro all'ultimo, cercava una deviazione, più che altro forse cercava la porta, nulla di fatto, siamo a metà primo tempo esatto con Scandiano in avanti per 1-0 grazie al gol di Busani su rigore. Piroli scambia con Crocco per Refosco, ritmo un po' più basso, Scandiano che attende intanto con l'ingresso anche di Andrea Stefani in difesa, cerca il taglio di Refosco, Cocco nulla di fatto, Scandiano è attento, si riparte con Dei Nit per Andrea Stefani, serve la sua corsa, il suo dinamismo, la sua tecnica ovviamente, giocatore bello formato, Andrea Stefani, anche se una volta c'era un difetto era che tirava poco, che segnava poco, ora ha già 12 reti, una in meno di Santiago Herrero ancora in panchina, 13 gol per l'argentino col 77, che probabilmente vedremo tra poco in pista. Palla deviata alta, quindi si riprenderà con una punizione dall'angolo a favore di Scandiano a 11:25 dal termine del primo tempo, anzi no, dalla posizione centrale, quindi ottimale per un tiro. I portieri in questo caso non vedono partire la pallina, quindi è vero che la barriera ci vuole a tutti i costi, però è una punizione difficile. Trova Busani sul primo palo, Rocca studiata uno schema, questa sua punizione, l'uscita dalla porta, attenzione ora al tiro di Dei Nit, guadagna, sta tirando da tutte le parti Dei Nit, ha trovato una deviazione. Questi tiri con le deviazioni rischiano di incrociare persone estranee come quelle in panchina che magari non ci fanno caso. Vi assicuro che chi è nello staff di una squadra, dai magazzinieri, massaggiatori, agli allenatori dei portieri e quant'altro, è molto attento a queste situazioni, perché il rumore della pallina quando si sente partire si drizzano sempre le orecchie e si fanno quattro occhi, perché comunque una deviazione può mandare una palla impazzita e sappiamo quanto sono pesanti le palline dell'hockey pista. Si riprende a 11:17 dal termine del primo tempo, con Scandiano in vantaggio per 1-0. Tanto l'arbitro sta parlando con la panchina di Guadagni, si può riprendere l'inizio. Ora, sì, si stava scadendo il tempo, ecco perché stava sincerando della posizione, della barriera, di tutto. Si riprende col possesso per il Valdagno, Crocco. Modena intanto in avanti 2-0 contro Montecchio Precalcino, Modena che ha perso col Breganzi in casa 5-4 ma non meritava di perdere, ha giocato molto bene, la cura Crudeli sta funzionando, non a livello di punti per la verità perché ci aspettava qualcosina in più, però a livello di gioco senz'altro, ma Breganzi è riuscito a vincerla anche a Modena e quindi sempre un po' inguaiata la squadra dell'ex Roberto Crudeli, tanto per parlare di campioni del mondo in Serie 2 come tecnici. 5 secondi per andare al termine dell'azione, ci prova Refosco, trova il guanto di Vecchi, poi si allunga la palla a Rocca, nulla di fatto per l'attacco scandianese, per il contropiede, quindi ancora Valdagno in possesso di pallina. Il marcatore di Scandiano, la marcatura ringhia, perché comunque è una marcatura sempre a uomo, però adesso nella fase iniziale del possesso poi la squadra si rintana un pochino dietro, ora recupera palla gratis perché la perde Valdagno, un controllo sbagliato. 10 minuti al termine di questo primo tempo, Busani, autore del gol che sta mettendo la freccia alla squadra di coach Mariotti. Intanto vediamo lo stesso Mariotti parlottare con Santi Herrero sorridente. Attenzione ora, palla di Rocca per Busani, controllato bene da Crosara, il primo cambio effettuato da Dario Rigo, è entrato Pietro Crosara con l'11. Esce ora Crocco, rientra Cocco. Tanto fallo di squadra, il primo per Scandiano, esce Busani e entra, come avevamo previsto, anche Santiago Herrero, autore, abbiamo detto, di 2 reti a Trissino, quindi miglior marcatore per il momento
per il centro Palmer, Roller Hockey Scandiano, con 13 reti realizzate, 12 ne ha Stefani, 10 ne ha Busani, e diciamo tutte, 8 dei Nite, 6 Barbieri, 4 Beato, 5 Roca. Per il Valdagno, Antoniazzi 1, Cocco 6, Crocco 10, Crosara 3, Piroli 8, Refosco 10, Marco Tomba, stasera sempre abbiamo già detto 8 e Niccolò Vallortigara 3. Cocco per Crosara, lato sinistro dell'attacco, della zona d'attacco per Valdagno, dei Nite però in una situazione non semplice, stavano comunque finendo i secondi a disposizione della squadra di Dario Rigo per andare alla conclusione, nulla di fatto. La difesa di Scandiano tiene che sarà il prossimo avversario di Scandiano qua al Palaregnani sabato, quindi doppio turno casalingo, proprio quello che ci vuole per blindare questo terzo posto e pensare più in chiave playoff, vale a dire alla partita secca, comunque con un ritorno, una partita, concentrarsi su una squadra. Certe dei playoff sono già Breganze e Correggio che ha vinto una partita pazzesca con le 5 reti di Emanuele Pedrone. Abbiamo visto veramente che sembrava spacciato, poi ha vinto grazie a 5 reti, non mi ricordo se in 2 o 3 minuti, veramente una cosa che nell'hockey succede ma non si vede molto spesso. Santi Herrero al suo primo controllo di pallina, fa viaggiare dei Nite sul lato sinistro per Stefani, manovra perimetrale per Scandiano, non va dentro per il momento, poi cerca questa iniziativa Santi Herrero, scarica per dei Nite, poi velocizza ora il ritmo Scandiano, questo cambio di ritmo per dei Nite sul lato sinistro, probabilmente uno schema, mette una palla in mezzo, non controllata né da Stefani né da Santiago Herrero, poi palla dentro per Roca perché stavano finendo i secondi, la tocca l'estremo difensore veneto e fa ripartire i suoi compagni un po' assenti in zona di tiro in questi ultimi minuti, un po' vecchi, un po' inoperoso in questa fase del match quando mancano 7-15 da giocare. Bella palla di Stefani che la stava rubando a Crosara, un po' disattento qua, poi anche qui cincischi un pochino Refosco, poi la riottiene, ci pensa un po' troppo, poi dà il palla indietro ancora a Crosara, qualche problema di controllo. Piroli per Crosara, quando stava per finire la pista, comunque concluso, respinto da Vecchi, poi Herrero ci mette un po' troppo a caricare, va su Piroli, non riesce a tirare, quindi ancora Scandiano con dei Nite, all'indietro per Rocca, scambiano i due, poi da lontano Santi Herrero in posizione da difensore, scarica su Stefani, tiro al volo di Rocca, forse poco convinto perché comunque era un tiro da posizione centrale, poteva fare più male qua a Scandiano, nulla di fatto, 6:30 da giocare in questo primo tempo, Valdagno in avanti, Piroli abbastanza disinnescato dalla difesa rosso-blu, stasera in maglia bianca. Piroli, attenzione che poteva avere un mismatch con Santiago Herrero che sappiamo essere un ottimo difensore perché è molto veloce di stecca, molto lungo di braccia e tanti sono stati i suoi recuperi in questo campionato, si è fatto a volte apprezzare più da difensore che da attaccante, l'abbiamo detto più volte, poi bravo Stefani a fiutare questa rubata di palla per Herrero, grande assist per Herrero che ha cercato dei Nite con una finta di tiro, bravo qua Scandiano a giocare di squadra, azione corale che meritava maggior fortuna, ci voleva maggior precisione e dei Nite sarebbe andati al tiro a porta vuota. Bella iniziativa comunque della squadra di Enrico Mariotti, poi Crosara all'indietro per Piroli, viaggiare a Refosco, guadagna lo spazio per il tiro, poi gliela devia dei Nite, non riesce a recuperarla, ci va Santi Herrero, poi non riesce nel rimpallo perché Piroli con esperienza vede pagare una pallina, ci si fionda e va a recuperarne il possesso, scambia quindi con Crosara, dà indicazioni ai suoi, poi cerca un tiro preciso ma non potente, gliela stoppa Vecchi, poi bravo qua Rocca ad alzare una palla destinata a Cocco che si è piazzato davanti a porta per le eventuali deviazioni, poi brutta palla qua di Crosara, la seconda, Crosara non è entrato benissimo in questo match, poi Piroli stranamente si fa rubare palla, sua tecnica sopraffina nel controllo, ma l'abbiamo detto, Santi Herrero un ottimo difensore, gliel'ha rubata,
Tanto Lollo Barbieri pronto ad entrare in pista, così come anche Francesco Crocco. Quando mancano 4,40 da giocare di questo primo tempo, Scandiano sempre in avanti per 1-0 con il gol di Nicolo Busani, terza partita della settimana, quindi anche un po' le energie fisiche saranno da dosare dopo il turno infrasettimanale. Rocca per Herrero da dietro porta, sempre pericoloso l'argentino, scambia con lo spagnolo. Per De Nite, non ha spazio, se lo cerca, poi va al tiro cercando la direzione di Stefani, attenta alla difesa in maglia blu. Crosara sul lato sinistro non parte perché la difesa scandiana è già schierata. Fiato per Piroli che va a sedersi in panchina dopo una buona partita, però senza troppi squilli. È rientrato Francesco Crocco. Cocco all'indietro per Crosara. Crocco, palla dentro per il taglio, attenzione, il gol di Re Fosco, qua disattenzione della difesa scandianese, ha qualcosa da dire Mariotti ai suoi, la palla lasciata un po' lì dalla difesa scandianese, è rimasta proprio nella zona dove c'era Re Fosco e realizza la sua 11ª rete, è una doccia fredda al Copper Scandiano che voleva andare a riposo in vantaggio per 1-0 nel momento un po' soporifero della gara dove non succedeva granché, dove Vecchi era inoperoso, l'abbiamo anche già detto. Arriva questo gol su episodio sfruttato molto bene da Re Fosco, questa palla dentro, ce l'hanno quello di sfruttare i tagli dentro l'area, è andata bene fino adesso, questa volta deviazione di Vecchi col guantone, poi la palla è rimasta lì e c'era solo Re Fosco che non era controllato da nessuno e l'ha spedita dentro, quindi pareggio. Questa partita l'abbiamo detto più volte equilibrato, ora vediamo un Mariotti arrabbiatissimo con i suoi, sta urlando di ogni, più rilassata la postazione di Rigo che lavagnetta alla mano sta spiegando ai suoi gli schemi da effettuare in questi ultimi 3:39 da giocare, queste due formazioni 1-1 risultato. Sempre 2-0 in Modena Montecchio, Pochettino ed Amy marcatori, qui Busani e Re Fosco si caricano i ragazzi di Dario Rigo seguiti da un buon gruppo di sostenitori qui a Scandiano. Tengono ovviamente grande scuola hockeyistica Valdagno, grande fucina di talenti. Molti sono qua in pista questa sera. Stefani per Herrero, cerca spazio, poi scarica per Rocca, ancora lo spagnolo che vede se c'è la possibilità di un passaggio in area, non c'è lo spazio, quindi si riparte dietro Lollo Barbieri, cerca il lato destro, poi scarica una palla un po' alla cieca, preda di Cocco che se ne va, poi bravo Barbieri a rientrare, a impedirgli un tiro pulito. Il Scandiano può ripartire, lo stesso Lollo Barbieri va in avanti, un 2 contro 4, quindi si dovrà fermare, no, va in proprio, poi cade e prende un fallo di squadra, giusta questa decisione, si scusa Crocco. Cercato, bravo Lollo Barbieri, pensavo desse la palla indietro con un 2 contro 4, invece ha cercato con una finta di corpo di disorientare il suo diretto avversario e ha ottenuto un fallo di squadra. Tiro accompagnato di polso, più che accompagnato di Herrero, se ne vedono pochi adesso, fondamentale che all'epoca, in epoche diverse, andava molto di moda. Comunque, visione centrale, respinta da Cacchetto. Vai avanti ora il Valdagno, 2:15 da giocare di questo primo tempo, Crosara all'indietro per Re Fosco, l'autore del pareggio che ha permesso a Valdagno di pareggiare la rete su rigore realizzato da Busani. Lollo Barbieri non parte, qua ci poteva far stare forse anche un fallo, prende la palla però Herrero, cerca di guadagnare l'area, scambia con Rocca, esce ora perché Valdagno è già rientrato. Lollo Barbieri all'indietro per Herrero, cerca il tiro Herrero, ci arriva in uscita questa bella parata, Checchetto, era difficile questo intervento perché comunque aveva tanto spazio per tirare Herrero, la quarta pallina consecutiva,
avevamo detto, Herrero le prende tutte, fa viaggiare Rocca, attenzione che ora cambia ritmo, va al tiro, si mette in proprio, finisce fuori, non palla alta secondo l'arbitro, quindi ancora Scandiano a manovrare, 30 secondi per andare alla conclusione, 1:18 al termine di questo primo tempo, Rocca con Barbieri cerca di organizzare uno degli ultimi assalti di questo match. Herrero, tiro, ci arriva di stecca. Stavolta possesso sarà per Scandiano. Bravo qua ancora Checchetto, impegnato in questa ultima fase di match. Rocca. Un minuto esatto per Barbieri. Palla dentro, non arriva nessuna deviazione, la prende Herrero, come al solito è molto molto attento, molto sveglio l'argentino col 77 circa e trova Barbieri, non cercava veramente Barbieri ma la palla è finita lunga, trova Barbieri che ha avuto un'occasione, non ha saputo sfruttare, quindi ancora Scandiano in possesso di palla, può andare fino al termine. Stefani per Herrero all'indietro per Barbieri, può tirare da lì, lo fa, una deviazione, nulla di fatto, ancora Herrero, 15 secondi, può tirare ancora Scandiano, va, Barbieri molto attivo, il tiro finisce fuori, quindi può andare all'ultima conclusione Valdagno, attenzione a Re Fosco, tiro di Re Fosco, stoppato da Stefani, 4 secondi e 70 centesimi da giocare, con palla ancora Valdagno, dopodiché si concluderà questo primo tempo equilibrato e lo vede anche nel punteggio perché le due squadre stanno sull'1-1. Vediamo cosa organizzerà qualcosa, se organizzerà qualcosa la squadra di Dario Rigo. Re Fosco va, cerca Cocco, nulla di fatto, quindi finisce qui il primo tempo che vede le due squadre sull'1-1 dopo una partita equilibrata, occasioni da una parte e dall'altra, una fase del match di stanca anche e risultato giusto fino a questo momento con le reti di Nicolo Busani su rigore e Alessandro Refosco che ha pareggiato il match per Valdagno, quindi si va a riposo con questo risultato. Da Sandro Ranieri è tutto per il momento, ci sentiamo per i secondi 25 minuti di gioco.
Amici sportivi appassionati di hockey su piste, bentornati al Paleregnani di Sandro Rainieri per questo secondo tempo della 19ª giornata del campionato nazionale Serie A2 Centro Roller Hockey Scandiano contro Y Sport Valdagno. Primo tempo che si è concluso sul risultato di 1-1 dopo i primi 25 minuti equilibrati, non una grandissima partita, un po' forse di timore, un po' di paura nell'affrontarsi. Le due squadre l'hanno mostrato, poche le occasioni, era passato in vantaggio Scandiano con il rigore, grazie al rigore di Busani, pareggio di Refosco e quindi si riparte col punteggio di 1-1 con Scandiano che attaccherà per questo secondo tempo da destra verso sinistra dei vostri teleschermi con il quintetto Matteo Vecchi in porta, gli esterni Herrero, Barbieri, Beato e Busani. D'altra parte ora sta difendendo il Valdagno, porta Checchetto, il capitano, e gli esterni Piroli, Cocco, Refosco e Crocco. In attacco Scandiano che con una vittoria stasera potrebbe veramente essere molto molto vicino ai playoff, agli agognati playoff. La 19ª giornata cominciano a essere tante e poche quelle che mancano. Beato cerca il tiro deviato, rimpallato da Crocco, lo stesso 10, maglia bianca, gioca in maglia bianca oggi per Barbieri, tiro dalla distanza, ha visto partire la palla Checchetto e riesce a deviarla, e quindi Piroli, giocatore con maggiore esperienza in pista, a manovrare per la Y Sport Valdagno, che è la seconda squadra di Valdagno. Sente stasera Marco Tome impegnato con la prima squadra. Tanto fallo di squadra per il blocco, non è d'accordo Crocos. Terzo fallo di squadra, pochissimi falli di squadra, una partita correttissima, a testimonianza un po' del timore che c'è in questa pista che non fa decollare questa partita. Barbiere, poi i primi minuti del primo tempo che con un gran ritmo un po' si è assopito. Attenzione, ora scoperta Scandiano, va Cocco che mette una palla in mezzo per Refosco in ritardo, quindi Herrero a recuperare questa pallina, va di gran carriera verso la posta avversaria, attenzione, cost to cost, palla per Busani che non riesce a concludere, grande iniziativa dell'argentino che ora va a recuperare pallini in un primo momento, poi la perde, poi situazione un po' confusa, Busani non riesce a recuperare pallina, quindi Cocco che da casa sua cerca un tiro deviato, palo, grossa occasione per Valdagno, col palo colpito da Cocco che staziona sempre lì davanti alla porta nella funzione di rapace, cercare di avvoltoio, di cercare di spizzare le palline che arrivano, gran palo interno ora di Busani, grossa occasione anche per Scandiano, si pareggiano anche i pali, attenzione ora a Beato che non riesce a concludere, forse era più rigore questo di quello del primo tempo, fischiato sempre su di lui, siamo d'accordo, questo era rigore, non lo era quello del primo tempo. Attenzione ora, doppia conclusione, tripla, Vecchi si immola, ma Scandiano deve stare più attento, qua Crocchio, triplo intervento di Crocco che non riesce ad andare a segno dopo questa grossa iniziativa di Valdagno. Ora squadre che si affrontano a viso aperto, colpo su colpo, dopo un palo da una parte, un palo dall'altra, ora triplice opportunità per Crocco, qua si è dovuto fare gli straordinari Matteo Vecchi, tanto Checchetto ha chiesto di pulirsi la visiera, quindi si riprenderà comunque con, vediamo, un ingaggio a due, ci sono due, non abbiamo visto cosa aveva decretato Lossi, se era un ingaggio a due, così è, tra Herrero e Cocco. Herrero con Busani faticano e non riescono a tenere la palla. Piroli, attenzione a Piroli, il tiro di Piroli deviato, poi lasciali la palla Herrero
attenzione Piroli che pesca e trova Crocco, buon momento per il Valdagno, poi lo stesso Herrero che va in contropiede, sterzato, qua ci può stare qualcosa di più di un fallo di squadra perché Crocco si era disinteressato un pochino dalla pallina, ha stretto sulla balustra Herrero, fallo un po' al limite questo, ovviamente di squadra, però c'è andato vicino un blu qua, Valdagno. Busani per Beato, dietro porto, le squadre stanno un pochino cominciando a creare occasioni, Beato cerca Busani, l'iniziativa viene stoppata, poi Busani, bella palla per Herrero che non riesce a tirare, bravo qua Crocco a stargli davanti, stesso fisico più o meno, poi Barbieri, tiraccio questo di Barbieri, nulla di fatto, ancora possesso scandianese, Beato, Barbieri, controllato da Piroli, scarica ancora per Beato, poi fallo, questo è un blocco un po' pacchiano da Santiago Herrero, quindi si riprenderà con un possesso per i giocatori di Dario Rigo, sempre 1-1 il punteggio del primo tempo, con i gol, lo ricordiamo, di Busani e Refosco. Modena in vantaggio 3-0 sul Montecchio Precalcino, quindi momento Montecchio Precalcino fermo a 24, Scandiano ne ha 28, al momento 29, se dovesse terminare in parità questo match, poi alza e schiaccia, attenzione di Piroli, attento Vecchi sul suo palo, Scandiano può ripartire, Beato, lato destro, cerca il tiro Beato, respinge Cocco, ancora Beato di esperienza, mantiene la palla, poi Busani cerca e trova Herrero a una mano, conclusione finisce fuori, di fatto fallo di squadra di Herrero, decretato, se abbiamo visto bene, non so se verrà aggiornato ma è sembrato di aver visto così. Numero ora di Crocco che va all'iniziativa personale, poi il rimpallo stava per favorire Cocco appostato davanti a porta, non è riuscito a controllare, per fortuna di Scandiano. Scampato il pericolo, si riporta in avanti con Nicolo Busani, autore del gol scandianese del primo tempo, su rigore, sì, avete capito bene, su rigore, 1/7 per Scandiano, era il prima realizzazione del dischetto, palla bella ancora di Busani, stavolta dall'altra parte, sul taglio di Herrero che ancora una volta non riesce a centrare la porta, cerca il taglio anche Crocco di Refosco, anche qua nulla di fatto, si cercano molti tagli in area, da ambo le parti, giocate speculari. Piroli per Cocco, scarica ancora per Piroli, non vede spazio per il tiro, prova ora un'iniziativa bella Crocco a testa alta, ha cercato ancora una volta un taglio, questa volta di Piroli, difesa scandianese attenta, Crocco cerca un'iniziativa personale, non riesce perché è stoppato dalla coppia Barbieri-Busani, va in proprio Barbieri, attenzione, Barbieri, conclusione respinta da Checchetto, anche qua stecche su stecche, nulla di fatto. Dall'altra parte Cocco, attenzione al tiro e Piroli che prende una palla interessante, non riesce a concludere, Scandiano torna in avanti, difesa valdagnese già appostata, quindi deve ripartire, riprendere a manovrare, fa con Busani per Herrero, all'indietro per Lollo Barbieri che potrebbe anche andare al tiro, poi cincischi un po' col possesso, se ne rammarica anche. Busani da ultimo uomo per Beato, ritmo che si è ancora abbassato in questo momento, cerca il tiro di Barbieri, nulla di fatto, interviene Refosco e stoppa questa iniziativa, possesso ancora Valdagnese, buon momento per il Valdagno, ora brutta palla persa però ci va Barbieri, poi Piroli con più esperienza la fa sua, poi non vede sbocchi, trova Crocco, superiorità numerica per il Valdagno, attenzione, bella palla dentro per Cocco, Busani bravo a rimanere davanti a lui e stoppare questa conclusione e quindi Scandiano riparte, tanto De Nite viene richiamato al cancelletto per Lollo Barbieri che esce al suo posto il 7 Viareggino Davide De Nite, ora già in possesso di pallina, cercherà la sua verve, le sue iniziative, la sua fisicità, bella palla di Beato stoppata da Refosco per il taglio di Herrero, attenzione ancora superiorità numerica per Valdagno, va Crocco, anzi poi recupera palla Herrero,
maniera efficace, non fallosa a seconda di Lossi, quindi Busani c'è a rimorchio sia Beato che Herrero, nulla di fatto, quindi Piroli attenzione cerca con un numero di impossessarsi questa pallina, non mi riesce, riparte ancora Scandiano con Beato, Herrero, Rocca pronto a rientrare in pista, fa spazio il 77 in maglia bianca Santi Herrero, 16:50 ancora da giocare sull'1-1, sempre il risultato è quello del primo tempo. Deinite va dietro porta, cerca un alzo e schiaccia, ci va, attenzione Deinite, la palla non entra per un soffio, palo interno, dopo l'alzo e schiaccia un rimpallo lo ha favorito e la successiva conclusione finita sul palo interno ma non è entrata, sfortunato qua Scandiano, secondo secondo palo del secondo tempo per Scandiano, che con gli episodi un po' sfortunata. Piroli incontra per Crocco, palla ora per Mattia Cocco, poi cade a terra Piroli, qua ci poteva stare il fallo. Lossi comunque ha fatto giocare, ora il possesso torna per Rocca Scandiano, Rocca, palla dentro, Busani in tap-in, finisce fuori questa conclusione, ora Scandiano sta spingendo dopo un ulteriore equilibrio in questo secondo tempo tra le due squadre, poi batte colpo su colpo, comunque Valdagno, già iniziativa subito di Refosco per Crocco, nulla di fatto, intanto è arrivato, lo possiamo posizionare Salvatore Fratello, salutiamo, ciao Salvatore. Ciao Sandro, ciao a tutti. Beh, ti stavo ascoltando in macchina, arrivando qui, devo dire che è un'emozione vederti anche dal vivo. Grazie, così non ti devo fare lo spiegone di questa partita che vede le due squadre in parità ancora sull'1-1, risultato del primo tempo. Attenzione ora Crocco, cerca di tirare il gol di Crocco, porta in vantaggio Valdagno, forse non sa neanche lui come gli è venuto questo gol qua, la palla che è passata tra le gambe di Vecchi che dice ci posso fare, è andata dentro e Crocco realizza il vantaggio a 15-21 del termine e questa è una brutta botta per Scandiano che stava giocando bene, macinando gioco, Crocco ha spezzato questo momento, ci prova Deinite, palla finita fuori di un soffio, non ci voleva per Scandiano questa rete di Francesco Crocco. Canta il pubblico scandianese, che cercano di scuotere la squadra che in questo secondo tempo avrebbe meritato maggior sorte. Vediamo il palo interno poco prima del gol di Crocco, 11ª rete per il numero 3 in maglia blu e quindi Valdagno in vantaggio qui al Palaregnano. Manca ancora una vita perché comunque 14:40 sono tanti, ma Scandiano deve comunque fare qualcosina in più ora, buttare il cuore oltre l'ostacolo. Deinite ci prova, esterno della rete, ancora il 7 in maglia bianca per Rocca, all'indietro per Busani, manovra velocemente ora Scandiano, Deinite, Rocca un po' inaspettato questo vantaggio per Valdagno, anche un po' in maniera fortuita aggiunto, dobbiamo dirlo questo, senza nulla togliere le qualità di Crocco. Tanto tiro sassata di Deinite, ancora centrale, ancora Checchetto a dire di no, ha perso anche la fascia di capitano, Checchetto infatti lo vede l'arbitro. Tanto mettiamo anche in pari Salvatore Fratello, intanto bentornato, abbiamo detto che ero impegnato nel traffico, sei arrivato un pochino tardi, però ti puoi godere questi ultimi minuti, speriamo in rimonta per Scandiano che adesso vedremo come va questa partita qua. Il primo tempo è stato equilibrato, poche occasioni da una parte e dall'altra, un po' sempre fasi di studio. Questo secondo tempo, anche per merito di questo risultato che è sopravvenuto pochi minuti fa, cercherà di creare sicuramente una partita più aperta. Sì, Sandro, è sicuramente una partita difficile perché è la terza in una settimana e si è visto molto in realtà per quello che abbiamo visto finora. Intanto qua prova ad andare con Busani fino in fondo, Scandiano non ci riesce. Io mi aspettavo che fosse una partita complicata perché la terza in 7 giorni, la stanchezza un po' si fa sentire. Poi dall'altro lato c'è Valdagno che è alla ricerca di punti in maniera disperata perché ovviamente la zona calda della classifica, che non è neanche così tanto lontana, devo dire la verità, è abbastanza
affollata. Modena tra l'altro sta vincendo in casa, quindi comunque Valdagno deve provare a mettere in difficoltà oggi Scandiano, proprio perché è una partita che arriva dopo una settimana impegnativa. Insomma, non è neanche facile pensare, anche se Scandiano ce li ha tutti i mezzi a disposizione, provare a ribaltarla non sarà semplicissimo, perché insomma non è semplice, anche se poi ovviamente mancano 13 minuti, è ancora lunghissima, le possibilità ci sono, però a questo punto della stagione, insomma, 3 partite in 7 giorni si sentono tutte, intanto qui ci prova anche Deinite, nulla di fatto, però insomma è chiaro che nel primo tempo secondo me un po' di stanchezza si sia vista. La nota positiva è che Scandiano ha segnato su tiro piazzato, sul rigore, insomma è quasi inaspettato. Ecco, ne sei al corrente, te lo volevo dire, ma hai già visto il rigore battuto in maniera ineccepibile, tra l'altro sembrava, diciamo, un veterano del tiro di rigore Busani prima. Comunque Scandiano è sotto in questo momento, deve rifarsi in questo ultimo quarto di partita. Attenzione, Busani cerca il tiro, forse poteva tirare al volo perché ha dato modo a Checchetto di riposizionarsi e di parare comodamente. Che sta spingendo, ma stava spingendo anche in occasione del gol del Valdagno, che ha sfruttato questo episodio. Ora Stefani sradica una palla da Cocco, poi va in proprio Stefani, palla dentro, forse era a metà tra un assist e un tiro verso la porta. Nulla di fatto ancora per lo Scandiano, che non deve farsi comunque prendere dalla fretta nel concludere, deve mantenere la lucidità che c'è stata per 50 minuti a Trissino, l'ha decantato prima nell'intervista Enrico Mariotti. Ora ci deve essere anche lucidità nella reazione, perché comunque questa partita va in qualche modo portata a casa e sarebbe veramente un peccato non concludere, una parola grossa, però non mettere questa ipoteca sui playoff. Sarebbe veramente un peccato. Comunque Valdagno sta diventando molto bene, ha preso gol solo su tiro piazzato e va dato atto a un tecnico come Dario Rigo, un tecnico di esperienza, campione del mondo, l'abbiamo detto più volte, insieme ad Enrico Mariotti, sta disputando una gran partita la sua squadra. Ora ci prova Stefani, palla dentro, poi cade, nulla di fatto, siamo d'accordo in questo caso con Lossi, a rimorchio per Crosara, palla ancora dentro, forse un po' lunga questa cercata, questa imbucata, e si riprova ora Rocca, palla per Deinite, tiro, ci mette troppo a caricare qua il 7 in maglia bianca, palla deviata e quindi possesso rimarrà a favore di Scandiano. 11:07 dal termine, Herrero che è rientrato, time out intanto chiesto da Dario Rigo, probabilmente ne approfitterà per mettere in pista Vallortigara, che lo vediamo pronto in pista, pronto dal cancelletto, e così è, gli fa spazio Cocco. E quindi un po' di fiato per le due squadre, l'ha detto Salvatore, terza partita in 7 giorni, si fa sentire un po' per tutti la fatica. Ricordiamo anche il prossimo turno, che vede, abbiamo detto, sì, Scandiano sempre qua al Palaregnale per la 20ª giornata contro il Tiene, Mirandola Seregno, Trissino Modena, Montecchio Bassano, Valdagno Correggio, riposerà il Breganze. A questo punto della stagione, la 20ª giornata, fronte salvo, queste posizioni indicano veramente il valore delle squadre, almeno le prime posizioni. Beh, insomma, tolte le prime due che sono andate da un po', perché sappiamo insomma che Breganze e Correggio sono riusciti a imporre un certo ritmo al girone A. Scandiano sembrava essersi un attimo elevata dal, diciamo, marasma, dal caos della parte bassa, medio-bassa della classifica. Invece le ultime settimane non sono state semplici, soprattutto perché la sconfitta con Montecchio, quella arrivata dopo Breganze, insomma, ha complicato un po' le cose, e ovviamente un'altra oggi le renderebbe comunque ancora più complicate, mentre Herrero qui ci prova. È chiaro che oggi Scandiano deve provare quantomeno a non chiudere con una sconfitta, perché poi ci sono soltanto 3 partite, tanto qui ci prova anche Deinite, ci sono altre 3 partite, non sono tantissime, ma i playoff vanno conquistati, e poi è chiaro che, insomma, vista un po' la situazione di classifica, saranno anche da giocare, ma bisogna anche intanto prima arrivare a conquistarli. Intanto qui da vicinissimo Herrero fermato, e allora prova ad andare dall'altro lato con Piroli, anzi con Refosco. Valdagno fermato da Roca, che adesso prova a ripartire. 10:15 con Herrero, murato ancora una volta da Checchetto, poi va giù, fallo di squadra, però l'ha commesso Roca e quindi
terzo di squadra per Scandiano, anche il conteggio dei falli 3-4 abbastanza basso, insomma Sandro direi che denota un po' insomma anche una non bassa combattività, però una partita che non ha avuto dei ritmi indimenticabili. Sì, infatti 1-1 i falli di squadra nel primo tempo, testimonianza un po' del timore che avevano avuto un po' le due squadre ad affondare, anche perché comunque il posto in palio è alta per tutte e due le squadre. Poi l'hai detto tu prima, Modena sta vincendo abbastanza comodamente, anche inaspettatamente, contro il sempre 3-0, sì, abbiamo dato un'occhiata, è lo stesso risultato del primo tempo, abbastanza inaspettatamente contro un Montecchio Precalcino che abbiamo visto qua essere una signora squadra, ma Modena l'abbiamo visto col Breganze, ci è stata un'ottima impressione nonostante una sconfitta immeritata, l'abbiamo detto più volte. 9-18 da giocare ancora con Scandiano che sta spingendo molto, ora fallo, qua vediamo che chiama a sé Vallortigara che appena entrato si becca un blu per questo fallo su Rocca e quindi Scandiano ha l'opportunità a 9-13 di pareggiare con questo tiro diretto. Vedremo chi andrà al tiro diretto, ci va Lollo Barbieri, no anzi esce Lollo Barbieri per Santieriero che andrà a tirare il la tiro diretto, sì, 9-13, questo momento cruciale del match perché in questa occasione Scandiano va Stefani, sì, è entrato non per tirare Santieriero ma solo un cambio tattico, va Andrea Stefani che se ricordiamo bene ha un 2/8, sì, ricordavamo bene, l'unico che ha realizzato insieme a Busani un tiro diretto e ora ci riprova 3/16 la statistica. Stefani contro Checchetto, va Stefani, tira fuori di Stefani, nulla di fatto. Scandiano ha il power play, quindi deve attaccare, può attaccare in 4 contro 3, deve organizzarsi per mandare al tiro comodo, ora ci prova subito, si mette dalla parte del destro Santieriero, abbiamo visto De Nite, non ci pensa due volte, tiro respinto da Refosco. Ancora l'opportunità Scandiano di avere un uomo in più, quindi deve forzare la mano in questa occasione perché abbiamo visto a parità numerica la formazione di Dario Rigo ha imposto un'ottima difesa. De Nite ovviamente in posizione di tiro centrale, c'è da fare muovere questa difesa, ci prova ora Scandiano, si scambiano Rocca e De Nite, ci va De Nite, palla dentro per una spizzata di Herrero che non c'è, quindi va raddoppiato. Crosara va recuperata questa palla, la butta lontano per guadagnare secondi il Valdagno, Piroli pronto a rientrare, intanto in caso di marcatura ma anche non in caso di marcatura Stefani, tiro finisce fuori, Herrero ancora una volta, Herrero non riesce a concludere, prima due colossali occasioni, soprattutto una che ha fatto gridare al gol, cosa che non è stata ancora per Scandiano. De Nite, spazio per il tiro, finisce fuori di poco, ancora una volta Scandiano vicino alla porta con Stefani per Herrero, gol di Herrero, premiata la pazienza di Scandiano, la perseveranza nel 4 contro 3, Herrero va al 14ª rete e riporta in parità questa partita complicata. Herrero, 14ª rete per lui, Salvo, abbiamo visto finalmente un po' di pazienza, un pochino di precisione e finalmente gli episodi dalla nostra parte. Sì, allora è stata brava Scandiano a gestire il power play, non nelle primi due frangenti, nelle prime due opportunità, è stata brava però a concretizzare questa e questo è fondamentale perché è una partita che si poteva mettere in maniera molto complicata, ovviamente adesso con il pari e con 8 minuti, insomma 8 minuti e qualcosina, adesso non ricordo di preciso quanto manchi, 8 e 3 secondi, adesso l'ho ricontrollato sul cronometro, insomma c'è ancora tempo per chiuderla bene. Scandiano di solito nei power play a favore fatica a trovare il fondo della rete, stavolta ci è riuscita e insomma spero che insomma, poi chiaro per i rossoblù speriamo, Valdagno deve sperare il contrario, speriamo che questo invece li aiuti ad avere quella spinta un po' nel finale, anche perché in partite come questa, ribadisco, dove c'è la stanchezza devi giocare contro la stanchezza e anche l'entusiasmo ti può aiutare. E in effetti aver subito il 2-1 qualche minuto fa poteva un po' stroncarti. Valdagno
poi è giovane, è una squadra che ha l'energia dalle proprie parti, intanto c'è Roca che prova ad andare dall'altro lato, però insomma non sarà difficile, mentre qui Roca va giù forse non c'era nulla, in effetti così è. Anche per Lossi, qui rischia tantissimo Vecchi sulla conclusione di Piroli. Queste sono le opportunità che invece non devi concedere, perché insomma qui Piroli tu per tu con Vecchi non ha inquadrato lo specchio ed è andata molto bene a Scandiano. Molto bene, abbiamo detto Piroli, giocatore sicuramente più bravo di tutti quelli a referto, è un rigore in movimento, difficile che lui sbagli, ha sbagliato la mira, è buon per Scandiano che può riprendere un po' l'inerzia dopo questo gol. Va detto che Valdagno dopo il 2-1 ha smesso un pochino di attaccare, quindi un sintomo di mancanza un po' di personalità. Attenzione ora a questa deviazione di Busani su imbeccata di Barbieri, quindi può uscire dalla sua metapista Valdagno con Cocco per crossare, palla imprecisa, Roca a rubarla, poi marcatura a uomo a tutto campo dei ragazzi di Dario Rigo. Roca ancora in possesso di pallina, va in proprio, poi lo porta fuori Crocco, bella difesa qua del 3 maglia blu, all'indietro per Busani, ancora per Stefani, scambia Busani con Stefani, poi Barbieri, lato destro, tutto chiuso, si deve ripartire, Roca vuole qualche idea per arrivare verso la porta di un checchetto comunque monumentale questa sera, veramente ha parato di ogni. Barbieri, tiro di Barbieri, gol! Gol di Lollo Barbieri, a 6:13 dal termine, Scandiano si porta in vantaggio con questo missile di Lollo Barbieri, probabilmente Checchetto non l'ha vista neanche partire. Conclusione potente, precisa, che ha permesso a Scandiano di mettere la freccia un'altra volta, esulta con i tifosi, con la panchina, salvo qua, gran gol, gran conclusione balistica con Scandiano che stava spingendo, ha sfruttato il momento. Sono le qualità principali di Lorenzo Barbieri queste, no? Nella conclusione dalla distanza, già in questo campionato ci ha abituato diverse volte, tra l'altro trova il gol per la 7ª volta nel suo campionato, qui gran parata di Vecchi, non da sottovalutare, e diciamo che quando prende lo spazio giusto e mette nel mirino la porta, raramente poi la manca, e qui ha avuto un po' di spazio, qui ancora Vecchi a rispondere alla conclusione di Piroli. Barbieri quando gli lasci un po' di spazio poi è difficile che non centri la porta, e qui ha dimostrato ancora una volta le sue qualità balistiche. Bella notizia per Scandiano, ma la partita non è finita, mancano 5:22 e io credo che Valdagno insomma anche all'impressione sia tutt'altro che stanca e tutt'altro che fuori dalla partita. L'abbiamo visto con 2 opportunità subito dopo il gol di Scandiano, qui va giù Stefani ma non c'è nulla, e quindi attenzione perché Valdagno è ancora viva e mancano 5 minuti a partire da adesso. Che saranno tantissimi, hai ragione Salvo, occorre stare attenti perché comunque abbiamo visto giocatori di grande talento. In testo, che imbucata di Piroli, una magia veramente di assist per Cocco che veramente si mangia un gol incredibile, gran parata di casco, ora su conclusione di Beato da parte di Checchetto, mi avviso il migliore in pista Checchetto, veramente è capitolato solo su una gran conclusione di Barbieri poco fa, ma ha parato veramente l'incredibile. Ora per Scandiano si apriranno spazi, Beato dentro, e questo è rigore clamoroso. Questo è sì, rigore clamoroso. Stavamo guardando un po', sta mimando il gesto qui, diceva Salvo, è stato dato un rigore nel primo tempo che secondo me non c'era, e questo ha tutti i crismi per essere un rigore sacrosanto. A 4:28 dal termine, dalla panchina vediamo muoversi Nicola Busani, giustamente rincuora Enrico Mariotti Stefani, levato per far spazio a Busani che dovrà battere il rigore. Qui Beato si è liberato molto bene, gran gesto tecnico del 10 maglia rosso-blu, stasera in maglia bianca, e Busani ha una grossa responsabilità a 4:28 del termine in un fondamentale che non ha sorriso spesso a Scandiano, ha sorriso prima a lui, e questa sera vediamo se è bravo e fortunato anche in questa occasione a 4:28 dal termine sul 3-2, quindi una conclusione che potrebbe valere un match. Tanto sono già tutti pronti i giocatori alla linea della
area opposta. Lossi controlla che tutto sia a posto. Busani contro Checchetto. Busani traversa interno, ancora Busani, attenzione Busani, ancora ci arriva una volta Checchetto, nulla di fatto per Scandiano, sfortunato qua il 5 rosso-blu che tira su assist di Rocca, fuori questa conclusione. Peccato che Scandiano che poteva quasi chiudere questo match e invece il match è ancora aperto. De Inite nel cancelletto, abbiamo visto tante rotazioni di Enrico Mariotti, come diceva anche Salvo, 3 partite in una settimana si fanno sentire, palla dentro di Piroli che regala sempre piccole genialità vicino all'area di rigore e sono sempre molto svegli i suoi compagni perché sanno che potrebbe arrivare sempre una pallina. Si porta fuori dalla zona pericolo Busani, poi esce per far spazio a De Inite. Tanti cambi, tanto turnover nelle scelte di Enrico Mariotti per preservare una condizione fisica accettabile fino alla fine. 3:30 da giocare, De Inite che ne ha sempre, sembra sempre che sia il primo minuto per lui, veramente sempre come un treno. Non si intendono Rocca e Beato, quindi la palla finisce sulla stecca di Crocco per Refosco e Crocco, gli autori del gol del Valdagno, che per il momento non bastano per ottenere punti col Palaregnani. Ha detto che non sta spingendo molto adesso Valdagno, probabilmente cercherà qualche cambio di ritmo. Ci prova ora Mattia Cocco alla parte di Barbieri che non lo lascia passare. Bravo Lolo Barbieri a recuperare le palle in un 3 contro 1. Attenzione, Barbieri va in proprio e prende il primo palo qua, un po' egoista qua Barbieri, però quando si sente di tirare vai fino in fondo, anche se non ha dovuto fare straordinari qua Checchetto, gli è arrivata la palla addosso. Non sarà tanto contento Enrico Mariotti che rimette in pista sicuramente Herrero. Ora Rocca, attenzione Rocca per De Inite, ancora palla per Rocca, stavolta troppo altruista De Inite, ma Piroli attenzione già dall'altra parte, palla dentro, ci arriva ora uno stoico De Inite, poi ancora palla dentro, qua stavolta per nessuno. Santi Herrero già rientrato in pista, partita più viva che mai a 2:10 del termine, fioccano le occasioni da una parte e dall'altro. Per la verità non lascia tanti spazi Valdagno, riesce sempre a difendere almeno con 2 giocatori, non lasciare troppe superiorità numeriche, quindi Scandiano ha qualche difficoltà ora ad andare verso la porta, ma è in vantaggio, ricordiamo, a 1:50 dal termine. De Inite all'indietro per Beato, a spazio il 10 di Enrico Mariotti. Herrero tiene palla, ora Scandiano, fatta scorrere i secondi, ne mancano 10 per andare alla conclusione, dovrà farlo. Ora Rocca ci prova a superare sul diretto avversario nella fattispecie Piroli dalla distanza, nulla di fatto questo tiro che mirava forse a mandare la palla più lontana possibile di De Inite. 1:20 ancora da giocare, poco tempo per Valdagno per riacciuffare una partita che sembrava, non dico in cassaforte, ma sembrava messa sui binari giusti, perché era passato in vantaggio in un momento in cui Scandiano faceva fatica. 1:10 da giocare. Crocco va dietro porta, controllato da Rocca, è più lungo Crocco, cerca di andare in proprio, non riesce a tirare, Rocca ci arriva al photo finish a stoppargli questa conclusione, poi tiro alto, lascia correre giustamente Lozzi perché la palla è di Rocca per De Inite, deve venire via Scandiano dalla situazione di area di rigore. Ancora De Inite va in proprio, deve tenere palla qua Scandiano perché mancano 40 secondi, attenzione, fuori il portiere, superiorità numerica con la porta sguarnita per Valdagno, entra Crosara, gestirà questo possesso, può andare fino al termine, sì, quasi in simultanea ai cronometri. Qua c'è una superiorità per quanto riguarda l'attacco con la porta sguarnita. Fa su la palla Herrero che ora vediamo se tira o se la tiene, ma deve venire fuori Scandiano da questa situazione perché Valdagno spinge, palla lontana, palla non finisce dentro. Attacca ancora Valdagno in questi ultimi concitati secondi, 10 al termine, sempre superiorità numerica, sempre senza portiere. Crosara andrà all'ultima conclusione per Crocco che Scandiano deve resistere, il fortino deve tenere e ce la fa Scandiano a portare a casa questa partita. Esulta il pubblico, esultano i giocatori, la panchina. Missione perduta per Scandiano che porta a casa questi 3 punti sudatissimi contro un avversario di valore che ha disputato un'ottima partita al Palaregnani, ma non è bastato nonostante fosse stato passato in vantaggio addirittura 2-1, partita che termina sul 3-2. Salvo, hai visto 14 minuti, ma ne hai viste delle belle?
Ma io me l'aspettavo, guarda, perché il primo tempo, come detto prima, è stato rappresentativo un po' della settimana difficile, stancante per tutte e due le squadre. E devo dire che è una prova di discreta forza da parte di Scandiano questa, perché riuscire a ribaltare mentre si è incagliata la sirena, riuscire a ribaltare una partita che a un certo punto si era messa sui binari sbagliati, no? Perché Valdagno era riuscito a trovare il vantaggio forse nel momento migliore, anche se ancora tanto lontano dalla sirena finale che ancora suona le nostre... Ecco, adesso è finita. Insomma, Valdagno è stata brava a portarsi in vantaggio, altrettanto brava però Scandiano a reagire, a trovare il pari, sfruttando il power play, perché poi c'è da dire che hai avuto, come Scandiano ha avuto 2 tiri diretti nel finale, il rigore e un tiro diretto che ovviamente non è riuscito a trasformare, anche per sfortuna il rigore, perché Nick Busani è stato fermato dalla traversa. Poi insomma il colpo di Lollo Barbieri, che è un colpo da 3 punti, poteva finire con qualche gol di vantaggio in più per Scandiano, poteva finire in parità. È una partita che è davvero apertissima, ma insomma ripeto, alla fine di una settimana così ci sta tutto. Adesso però bisogna giocare, per quanto riguarda Scandiano, la prossima in casa e provare a sigillare il discorso playoff. Per quanto riguarda Valdagno, visto che Modena vinceva fino a poco fa 3-1 con Montecchio, e adesso bisogna davvero rischiare il tutto per tutto nelle prossime partite. Valdagno giocherà in casa con Correggio, partita molto complicata, in casa con Tiene, partita molto complicata, e poi chiuderà a Mirandola, che forse è l'unica partita sulla carta in cui dovrebbero arrivare i 3 punti, ma arriveremo all'ultima giornata e lì per Valdagno insomma ci sarà anche tanto da dire dal punto di vista del discorso salvezza. Quindi finisce così, però 3 giornate da qui alla fine, 3 giornate che per entrambe le squadre diranno tanto. Ricordiamo i marcatori di questa sera. Per il Valdagno sono andati in rete Refosco e Crocco, per Scandiano Santi Herrero, Lollo Barbieri, Nicolo Busani. È tutto per questa sera. Scandiano tiene i 3 punti, si porta a 31, vince 3-2. Auguriamo tutti un buon weekend, a risentirci sabato prossimo per la diretta di Scandiano Tiene fra 7 giorni. Un saluto da Sandro Rainieri E da Salvo Fratello, ciao!